Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Camillo Pavan e su quello che ho fatto il libro del Sile. Una volta, 5-6 anni fa, l'ho presentato al dopolavoro ferroviario di Treviso. Sì. E che era anche io. E mi sono tirato un appunto che adesso mi sta servendo. Nel senso che, parlando così dei radici, di Treviso, io aveva detto che a tradizione, a leggenda, che aveva sentito dire anche io, che era nati per caso in sta, non so. Quindi mi sono tirato questo appunto e adesso mi incuriosisce perché dovrei fare appunto una pubblicazione sui radici, spero, manco di farla. E se ricordo come che era sta leggenda, più o meno, sto scudetto, sta tradizione. Adesso, allora che ho letto il libro e tutto, mi sembra... Cioè, io che avevo sentito dire... Tito era sui radici, no? Come? Sì. E una volta gli ha buttato un masso di radici in una sala, no? E gli aveva proprio su, le va via dal campo, se no che io l'ha buttato là, al fianco di strada. E dopo giorni, uno delle famiglie che ha visto sto masso e dice: ma vada qua, come che viene su? E le va via il guasto attorno e gli c'era sto bel radicio rosso in mezzo. E là veniva fuori chi ha messo i massi in strada perché allora si umidiva, si guardava poi l'umidità della strada e veniva su radice. Ma dove l'avevo sentito dire giusto? Mi pare verso Sant'Angelo, là da quei fatti là. No, capito, non l'aveva letto in un libro. No, l'avevo sentito i vecchi che parlava. Ho capito, dai parti di Sant'Angelo. Sì. Questo era proprio la curiosità che voleva... Insomma, No, perché se c'era un libro che aveva detto del libro. cioè, praticamente che era sta pianta, sto radice, che casualmente lo ha messo su... Sì, che ha tirato su del radice, io l'ho messo là in parte su una carriera, insomma. Ho capito. E dopo lo ha messo su sto leame, insomma. Dopo no sotto le date. Io l'ho messo là in parte, c'era su una carriera, e dopo aprì, si guastai e foglie esterne. Era in sta praticamente, no? Sì, c'era in sta, che c'era il caldo, l'umidità della sta, no? Ho capito. Sa chi andava a far fiore una volta? Appunto quello. Vabbè, mi viene in mente qualcos'altro, sempre su sto... No. Che famiglia era, se ricordo io, più o meno? Io non mi ricordo. Era il reato, era... E adesso stava vicino, se non c'era reato c'era gli Artusia. Ho capito. Sì, infatti era soprattutto il reato che coltivava tanti radici una volta. E anche gli Artusi c'era. Sì. Se si ricorda a Casa Grande, il reato stava prima. Ho capito. Perché il reato dopo stava anche sopra la strada del Capiteo, mi pare. Sì. Ma sino ai reati stava Vicino a scuola. vicino a scuola. Ecco, E Artuso stava lo stesso vicino a scuola. Sì, sempre vicino sulla strada grande, insomma. Io era che frequentava queste case, come mai? Sì, perché mi stavo qua vicino a Vittoria, che chiamava l'osteria. Qua, insomma, all'inizio. Ma andavo sempre a Sant'Angelo, perché allora se andava a messa a Sant'Angelo, se aveva amicizie con gli Artusi, con Lorenzo, con tutti. Era osteria Vittoria, ma scusi. C'era il passaggio di Leo. Il passaggio a Liveo che va per Venezia praticamente. Sì, che chiamava Vittoria, insomma. Ho capito. Io abitavo là, Sì, abitavo sulla strada del paese, chiamava, adesso non so cosa chiede. E praticamente muovo così ero da mestiere giù, allora i suoi. Macchinisti. Sono sempre ferrovieri, insomma. Sì. Sì, ha un nome tutto particolare. Sì. Era solo qua che Che studiava storia. mi piaceva la storia. Sì. Ho capito. No,
Va bene, io ringrazio dell'informazione. Prego. Per caso che venisse in mente altri particolari su questa leggenda del... Dico, si penso libero. Ecco, no, perché appunto mi interesso io spero di riuscire a fare qualcosa ancora su Va bene, faccia un po' che ricercherà. Ecco, va bene. Grazie, io ringrazio. Arrivederci, Scusa, prego. saluti, buongiorno.